Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e bentrovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, martedì 27 gennaio in vista della sfida di sabato del Cagliari che sfiderà appunto il Verona alla Unipol Domus. Diamo il benvenuto a Francesco, ciao Fraben. Mi sembrava strano. Buongiorno! Ormai... No, ma sparisce da solo, stavo tentando, cioè era solamente un test per Meno male, c'è vedere il questa timer, nuova perfetto. funzionalità, Sì, un test. Vedi? Cioè sono Ciao 10 Dai, bentrovato. secondi, poi conti 10 secondi e si toglie da solo, capito? Bisogna esplorare un po' queste cose Ma giustamente Daniele di dice, si Steniard. vede la classifica con più piacere in questi giorni, i risultati alimentano entusiasmo e quindi ecco Duvreo. l'entusiasmo tinca. Ecco Esatto, perché. ecco qua, Semplicemente guardatela per quello. questa bella classifica, guardatela. Sei contento di aver contribuito con il tuo, Magari avessi questo con il tuo potere. pranzo di sabato alla... Noi sappiamo che c'è tutto C'è. collegato, è tutto collegato. C'è la gara uruguaiana e c'è la tinca cagliaritana. Pochi dati. Vabbè, chiudiamo questa triste pagina da subito, direi immediatamente Ciao che Faccio, ben forse, trovato. che Guarda forse invece è Fede. meglio. Federico Ecco. dice: buongiorno dall'aeroporto di Chiang Mai in Thailandia. Si torna dalle ferie tristi, ma felici per il Cagliari. Forza Castello. Buon rientro, Fede. E Se salutiamo ci anche dici Lorenzo. Buona a che giornata. ora arrivi, ti mandiamo Vado Luca a di prenderlo. Leonardo all'aeroporto, perché tanto oramai insomma è una delle sue Sì, ho fatto specialità di l'abbonamento al parcheggio. quest'anno. Esatto. Beh, ieri ci hai portato Albarracin. Al Barasin. Raccontaci un po', dai. Vabbè, lui vedi, tanto entusiasmo. Tra l'altro mi aspettavo un po' più di tifosi, ti dico la verità. Forse l'orario era Sì. un po' strano, erano le 17:10. Però, vedi, hanno organizzato tanta accoglienza, vabbè, il solito ritual sciarpa. E poi c'era questo bello striscione dove lui, vedi, ha firmato con tutti i giocatori uruguaiani che hanno vestito la maglia del Cagliari. Sono 13 se non sbaglio. Ho fatto un conto al volo. Non sono tutti, No, però qua i magari non ci sono migliori. tutti, però in Là generale ci sono sono i 13 in migliori, totale. dai, i Guarda, principali, diciamo. guarda il primo, Eh, Enzo. eh, Tra eh, eh. l'altro, ecco, la squadra di origine è la stessa di Enzo Francescoli. Sì. Quindi, Wanderers di se sono rose Montevideo. fioriranno. Però ecco, lui è un giocatore che può ricoprire diversi ruoli, tra l'altro è sinistro, e bisognerà capire se Pisacane lo vorrà schierare a sinistra oppure a destra a piede invertito. Però a destra chi gioca? Marco Certo, Palestra. Quindi ovviamente. bisognerà capire un po' anche quale sarà l'ambientamento, perché come sempre si affaccia un nuovo campionato in un momento, forse il momento più felice, possiamo dirlo, della stagione del Cagliari. Perché aveva iniziato benissimo con le vittorie con Parma e Lecce, poi ci sono state, insomma, tanti alti e bassi, però ecco, le vittorie contro Fiorentina e Juventus sicuramente hanno galvanizzato un po' tutto l'ambiente, dai tifosi, società, stampa, e insomma ci sta assolutamente. Ma vedo che c'è Gianluca
Non Vai. lo vedo collegato, lo facciamo entrare in audio. Gianlu, ci Certo. sei? Sì, ragazzi, vi sento, sto Gianlu? andando da piano. Mi sentite? Eccoci. Mi sentite, Sì, Eccolo. sì, ragazzi? benissimo, Ciao benissimo. ragazzi, ciao, Benissimo, scusate, ma benissimo. sono in macchina direzione a Piano Gentile per la rifinitura Champions, quindi scusate se che video sarebbe una roba Potevi scomoda, portarti no? Luca di Leonardo, però. Ma io e Luca Di Leonardo siamo Eh, come ca- prendere acqua e olio, non ci mischiamo, anche se siamo vicini, non ci incontriamo, come È l'altra volta a incredibile, Firenze. incredibile. Incredibile. Eh, Io sono rimasto tutta- malissimo perché mi hanno segnalato un Luca Di Leonardo clamoroso in centro a Firenze a mangiare il lampredotto. Ho detto come Luca Di Leonardo a mangiare il lampredotto? E in realtà è vero. ha Invece mangiato bene, però non riapriamo questo doloroso capitolo, Gianlu, per favore, perché poi se no Perché divento cattivo. doloroso? No, 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 guarda, ne parleremo in privato, abbiamo Va già, bene. già dato abbondantemente su questi schermi delle peripezie culinarie e gastronomiche di Luca Di Leonardo a Firenze, quindi insomma, poi so che arriveranno anche haters se continuo a parlare del cibo di Leonardo, quindi meglio di no. Gianlu, che Cagliari hai visto sabato? Beh, io ho visto un buonissimo Cagliari, poi noi, diciamo, parto da qui, noi andiamo fuori per fare, insomma, per fare i collegamenti, quindi spesso non riusciamo neanche ad andare in conferenza, però se avessi avuto l'opportunità a Pisacane gli avrei chiesto se gli fossero piaciuti di più i 15 minuti dal gol preso fino al finale che magari i primi 75, come a dire il Cagliari che è stato spesso disattento, no? Nell'ultimo mese e mezzo, penso i 2 gol presi con la Cremonese, i 3 gol presi con il Genoa, cioè prendere solo un gol tra Juventus e Fiorentina è comunque un qualcosa di importante, quindi per quello gli avrei fatto questo tipo di domanda qui e secondo me in entrambe le esultanze post partita c'è quello lì, c'è una squadra che si è ritrovata anche forte nella sofferenza, nella gestione, perché contro queste squadre il Cagliari deve fare anche così per sopravvivere. Il Cagliari, ma non solo il Cagliari, altre squadre non possono permettersi di palleggiare, di essere propositive troppo in faccia all'avversario, nonostante vi dico che nelle ripartenze si vede la mano di un allenatore, cioè il Cagliari fa i gol in sé per sé abbastanza casuali, nel senso che il rilancio di Zepetro che diventa poi un assist per Palestra, c'è un po' contropiede portato avanti da Obert che forse fa la miglior partita in Serie A con la maglia del Cagliari, però il resto comunque lo vedi che è una squadra organizzata in come cerca di ripartire. È vero che difende blocco basso perché prova a non subire e quant'altro, però l'organizzazione che ha dato questo allenatore al Cagliari secondo me si vede e non vederla vuol dire che hai parocchio di calcio capisci poco. Luke? Sono assolutamente d'accordo con te, Lu. Io ti chiedo, anche sul discorso del blocco basso, probabilmente insomma, abbiamo visto diverse volte Mina andare in difficoltà, venire saltato in infilata dall'avversario, probabilmente questa è appunto la decisione, però voglio ripartire proprio da Mina, perché comunque l'abbiamo visto insomma a Firenze Gianluca, è un giocatore che non è facile gestirlo, sia per magari la squadra, ma soprattutto per gli avversari, perché comunque ha questa capacità di innervosire gli avversari. E diciamo che possiamo dirlo senza che nessuno si offenda, Piccoli è stato messo in tasca, è stato portato a spasso per la partita. Il Cagliari non può assolutamente prescindere dal duo difensivo Mina e Luperto, e visto che in queste 21 partite, togliamo in queste prime 20 partite, forse le ultime due si sono viste sicuramente Mina e Luperto al 100%, si è un po' parlato di Mina e Luperto come dei giocatori non sempre costanti, errori, sono stati quasi messi in discussione, addirittura Luperto ha rischiato la cessione, però posso dire, e voglio anche la tua idea, quante squadre che lottano per la salvezza possono avere un duo centrale come Mina e Luperto? No, nessuno, e questo fa capire anche come il Cagliari per le zone bassissime della classifica cioè, ci debba abitare poco. Io credo che sono forti, fortissimi per il Cagliari. Credo che forse per quello che nella prospettiva, nel futuro vuole fare Pisacane, forse è stato lì no, un po' non l'attrito, però il momento di messa in riflessione, nel senso che bisognava capire come anche gestirsi a livello di personalità. Comunque ti arrivava un allenatore giovane
Mina, avete visto che tipo di atteggiamento anche con i compagni quando è uscito Obert perché era incavolato nero Sì. forse della situazione del gol. Quindi io non fatico a credere che possa anche avere delle dimostranze nei confronti degli allenatori. Però alla fine il risultato è un risultato importante e secondo me c'è anche una sorta di patto di arrivare fino a fine stagione e poi capire, vedere che tipo di Cagliari sarà per il futuro. Secondo me bisogna provare a ripartire anche da loro a livello di progetto tecnico, però ci sta anche che poi tu dici porto in cascina la stagione, io allenatore ho fatto un anno pieno di Serie A nel bene e nel male, negli alti e nei bassi e poi magari me la gioco di più con quelle che sono le mie caratteristiche. Però onestamente come duo di difesa centrale in quella parte di classifica non ce n'è. Per dire di una squadra che è sopra il Cagliari, che è il Sassuolo, comunque tra Izes e Moaremovic sono due giocatori molto giovani, molto interessanti, ma non hanno quel tipo di Certo. esperienza lì, ma non ce l'hanno neanche gli altri. Quindi in queste ultime due partite abbiamo visto il potenzialità. Per questo fa dispiacere, no? Magari quei punti persi con la Cremonese dove hai fatto la partita. Forse sai, a Marassi, io ti dico, non c'era il 3-0, forse c'era per l'atteggiamento che a un certo punto ha avuto il Cagliari, ma si può perdere a Marassi e qualche altra roba perduta quella. Però onestamente credo che il Cagliari sia abbastanza in bolla, anche per tutto quello che ha avuto nel corso della stagione. Tra l'altro in chiusura, forse quel 3-0 è servito per mettere un attimino un punto, un punto esclamativo sulla stagione, nel senso che ok, hai perso 3-0, hai giocato, hai perso 3-0 in uno scontro diretto, tra l'altro è forse l'unica partita, fra, ricordami, dove il Cagliari alla fine ha quasi mollato, il Cagliari è una squadra che non Sì. molla mai, però quella squadra contro il Genoa, insomma è stata una parità anomala, ecco. Da quella partita c'è stato un nuovo Cagliari e sono arrivate appunto le due vittorie. Quindi magari ben venga quella sconfitta anche così netta che probabilmente ha cambiato forse la stagione del Cagliari. No, quella è la reazione delle grandi squadre, intesa anche come dei grandi club, delle grandi società, perché poi noi parliamo spesso di campo, però la società è sempre molto presente. Io in Lega scambio spesso delle chiacchiere con il direttore Gatte, che è sempre molto gentile, lo vedo sempre molto concentrato. Vi dico che tornando da Firenze mi sono fermato in autogrill e c'era il presidente Giulini, con cui ho scambiato due chiacchiere di ritorno a Milano e vi dico questo aneddoto e a un certo punto ha visto altri tifosi, no, del Cagliari in autogrill perché voi siete in tutta quanta Italia alla ricerca del Cagliari a tifare Cagliari e si sono voluti fare la foto del presidente. Il presidente ha detto no, ma sono io che dovrei fare la foto con voi, no? Quindi è vero che ogni tanto è molto istrionico il presidente, tutti sono criticati e tutti sono criticabili, però io credo che la fortuna di questa squadra arrivi anche da questo senso, no? Di Cagliari con la C maiuscola che c'è in tutte quante le sue situazioni e poi arrivi anche al campo dove una sconfitta, seppur grave, seppur contro una squadra contendente per la salvezza, però ti fa dire va bene abbiamo perso ma rimaniamo calmi perché noi il piano a medio e lungo termine ce l'abbiamo. Fra? No, Gianlu, volevo chiederti un po' invece sul mercato, perché a Sì. Firenze ha esordito Sulemana, ieri è arrivato l'uruguaiano Albarracin dalla Boston River in Uruguay, quindi di fatto un arrivo che teoricamente sostituisce l'infortunato Felici, ma probabilmente apre anche alla partenza di Luvumbo in direzione Parma. Secondo te questo Cagliari ha fatto quello che doveva fare? Cioè si può chiudere qua il mercato, quantomeno in entrata, ecco, poi magari in uscita qualcosa si può ancora definire, però in entrata secondo te il Cagliari è a posto? Ma io penso di sì, sai, perché comunque, cioè, a Firenze dalla panchina sono usciti giocatori importanti, è uscito Zappa dalla panchina, non l'ultimo arrivato. Secondo me Zappa è un giocatore che con tutto quanto a posto può stare anche a un altro livello, vista anche il suo essere molto duttile in tutte le fasi di difesa, può fare il braccetto, può fare l'esterno, cioè è un giocatore importante. Quindi, secondo me dentro ce l'hai, anche perché, ragazzi, noi, spiego per i tifosi, non noi che siamo addetti ai lavori, ma spesso e volentieri noi raccontiamo il mercato come il mercato dei football manager, metti dentro i giocatori, li togli e li metti. Però c'è un allenatore, secondo me, soprattutto come Pisacane, preferisce dare spazio a un giocatore
che ha già allenato, che ha visto, vede da 3-4 mesi, a cui magari ha dato poco spazio, a meno che non ti arriva un giocatore pronto, fatto, super finito. Per il Cagliari Sulemana è arrivato, messo dentro, ha fatto quello che doveva fare, è andato in giro per il campo a portare l'energia e fin lì è andata bene, ma prendere i giocatori giusto per il prenderli in un equilibrio che comunque in questa fase hai trovato e rimane comunque bello delicato, perché gli equilibri in una squadra sono delicati, alla fine stai bene così, secondo me. Se si dovesse concretizzare poi l'uscita di Luvumbo, va bene, il Cagliari è messo bene e soprattutto con queste 2 vittorie ti sei anche rasserenato. Tra Verona, Roma, Lecce ti giochi anche gran parte della serenità futura, Abbiamo perso. Boh, evidentemente. Gianlu? Saltato. Sì. Probabilmente è saltato. Però lo vedo collegato. Forse è lui. No, Adesso è è uscito. saltato. Sì, è uscito. Adesso è No, magari ho uscito e votato. tornerà. È uscito e tornerà. Alla grande. No, tra l'altro c'era anche un discorso, perché io gli ho chiesto a Pisacane sul discorso di Sulemana, che ne abbiamo parlato ampiamente, però è incredibile, perché comunque era un giocatore che non ha fatto Sulemana, alcun, sì. non ha fatto alcun minutaggio in questa annata. È entrato e sembrava che stesse giocando da sempre. E questo ti fa E ha giocato capire come... 40, era Eh, prima di 45 minuti, 48 Capito? minuti in tutto il In 22, campionato. in 22 partite, di cosa stiamo parlando? Di niente. Quindi è incredibile, cioè ci sta questa scelta. Io ti dico la verità, a me Sulemana è sempre piaciuto. Dossena bisogna capire, perché Dossena comunque arriva da un brutto infortunio e quindi magari lì piano piano cercare di prendere minutaggio. Ma su Sulemana, che secondo me a me era dispiaciuto quando è stato venduto, e a me, ti dico la verità, non piaceva dopo, perché comunque prima di arrivare a Cagliari non è che avesse questa storicità. Però vederli adesso insieme, che possono essere un'alternativa dell'altro, perché secondo me saranno un'alternativa dell'altro, la vedo così. Secondo me lì a centrocampo il Cagliari, anche col ritorno di Deiola, Folorunso, non voglio sognare troppo, perché bisogna sempre tenere i piedi per terra, però se si trova il giusto equilibrio, secondo me il Cagliari può fare un girone di ritorno decisamente più interessante e speriamo anche più divertente, Fra. Ma io non so quanto siano totalmente alternativi, nel senso, cioè di base sì, sono alternativi, ma secondo me da qui in avanti li potremo vedere anche insieme. Gianlu? Gianlu, ci sei? eccomi. Eccoti. Avevamo Guarda che ho perso avuto la linea. Gianlu. No, non so dove ero rimasto. Stavi parlando un po' del discorso dell'equilibrio della Del squadra, mercato. però io ti No, proprio nel su senso è che questo. secondo me non Vai. serve in ingresso, Ecco. quello giusto per chiudere e Ok. fare una sintesi, perché mi sembra che l'equilibrio sia abbastanza trovato. Esatto, Vai, Lu. esatto. Infatti proprio su questo ti volevo chiedere, perché c'è il rumors su Cutrone. E qui ne abbiamo parlato anche ieri con Francesco. Non lo so sino a che punto un giocatore come Cutrone, che non metto in dubbio, intendiamoci, è sicuramente un giocatore che può dare quel valore aggiunto, ma sarebbe un'altra punta centrale, perché giocherebbe come punta centrale, in uno spogliatoio che comunque sta trovando un certo equilibrio. E io non penso che comunque un giocatore come Cutrone verrebbe a Cagliari per giocarsi il posto. Probabilmente si aspetterebbe più garanzie, che però attualmente non le può avere, perché Kilixoi, già lo abbiamo visto anche sabato, insomma, Sì. non gliela toglie la palla dai piedi, eh. No, e oggi devi anche un po' cavalcarlo questo ragazzo, quindi Certo. ci sta. Devo dirti che io mi aspettavo un po' di più nella sua evoluzione da Borrelli, dobbiamo essere onesti, cioè Sì. fa fatica anche entrando per troppa voglia, quindi non riesce un po' a Sì, gestire il momento. Quindi non so se magari quello può essere un minimo dubbio, cioè avere un giovane, Kilixoi, e un giocatore più esperto come Cutrone che anche a partita in corso può farti meglio oggi di Borrelli, che è abbastanza discontinuo. Cioè, aveva cominciato bene la stagione, per come se si fosse un attimo un po', non dico fermato, perché, ma appiattito nel suo percorso di crescita. Però parliamo sempre, secondo me, di una sfumatura, cioè della ciliegina sulla torta, capito?
Quindi bisognerà vedere se tu parli con Cutrone, capisci come sta e soprattutto per me Pisacane vuole capire davvero come stanno i suoi, perché ho letto anche l'intervista a Gazzetta che ha fatto prima della gara con la Fiorentina che avrete letto, cioè lo vedo molto sul pezzo per il rapporto con i giocatori e con i ragazzi che ha, quindi non credo che voglia in maniera molto facile sbolognare un giocatore per prendere un altro solo per una questione di caratteristiche tecniche, capite? Non so se mi sono spiegato. Sì, 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 sì. sì, sì. No, ma pienamente d'accordo, Gianlo, anche perché poi il discorso di Cutrone ne stiamo parlando già da settimane ormai. È curioso il fatto che non si sia ancora chiuso, cioè nel senso che... allora, Quella io è posso un'altra capire... indicazione, no, che io posso assolutamente. capire lo scambio dell'ultimo giorno di mercato. Luvumbo a Sì. Parma, Cutrone a Cagliari, via Como. E ok, l'ultimo giorno di mercato ti sistemi, no? Cioè, veramente nelle ultime 48 ore può capitare di tutto. Ma un possibile scambio ipotizzato da settimane e si resta sempre lì fermi, cioè non c'è mai un passo avanti, non c'è mai, anche per quanto riguarda poi le dichiarazioni dei protagonisti, da Pisacane, Angelozzi, Giulini stesso e quant'altro, cioè non si capisce effettivamente quanto poi realmente questo scambio sia desiderato, ecco, dallo E io stesso, non stesso so, Cagliari. Fra, se adesso il Parma ha ancora voglia perché Juric credo sia andato ufficialmente o quasi a Cremona. O Esatto, Sì, comunque sì, sì, è andato. è vero che ormai non è che ha giocato tantissimo, quindi averlo era comunque così una sorta di, non dico di abbellimento, però non faceva troppo gioco. Però ecco, era comunque uno che avevi in rosa, non so, cioè liberarti di due attaccanti così quando hai solo Pellegrino. Sì, magari arriva Luvumbo ma altre caratteristiche, hai solo Pellegrino e praticamente basta, che ben Diciak è comunque un altro tipo di giocatore di e poi è attaccante. tutta una banda di trequartisti. Sì. In Sì, più il sì. Parma, ripeto, è molto meno forte del Cagliari, è molto meno profondo, molto meno costruito. Parlavate di difesa, il Parma non è che si sogna la difesa del Cagliari, ma il Parma si sogna le riserve del Cagliari. Questo c'è. No, è vero, questo per far capire anche che tipo, secondo me, di campionato, per me poteva fare anche il Cagliari se non avesse avuto qualche intoppo, qualche infortunio di troppo, perché per me un Belotti lanciatissimo poteva fare molto bene, staremo parlando per me di un altro tipo di stagione, però per far capire anche i riferimenti delle avversarie, per questo il Cagliari deve fare i compiti. Adesso Juventus e Fiorentina sono stati una bellissima cosa, adesso devi fare il tuo, devi fare i compiti contro Lecce e Verona. Sì. Assolutamente sì. Tra l'altro poi ieri sera leggevo da Alfredo Pedulla che il Monza si sarebbe interessato anche a Cutrone nelle ultime ore e questo secondo me ti dà ulteriormente, no, la dimostrazione del fatto che forse questo Cagliari così caldo, questo Cagliari così intenzionato a portarlo in rosso-blu evidentemente non è così. Tra l'altro nelle ultime ore c'è anche il Parma su Nicolussi Caviglia praticamente chiusa. Anche lì il Cagliari non ha voluto affondare il colpo perché riteneva la valutazione data dal Venezia per il giocatore eccessiva e quindi insomma. Ma poi lì sei anche abbastanza coperto. È vero che le caratteristiche sono un po' diverse. Tu un giocatore di geometria ce l'hai, che è pratico comunque in mezzo al Certo. campo. Poi sai che c'è Nicolussi Caviglia, lo devi comunque nascondere in mezzo al campo, quindi devi giocare con i tre. Il Cagliari spesso si trova a giocare con due, che è tutto un altro mondo, eh. Cioè, spesso giocano a dopo, a parte che deve anche rientrare De Iola, che ogni tanto me lo perdo pure nei Sì. miei discorsi, però spesso ora c'è Gaetano che però è molto più dinamico, ad esempio di Nicolussi Caviglia e secondo me anche di Prati, quindi davvero Nicolussi Caviglia forse era un'entrata se se si fosse concretizzata l'uscita di Prati, che come giocatori sono molto simili, siamo su quelle caratteristiche lì, però per questo vi dico che oggi è evidente che devi toccare pochissimo, prendere magari sì qualcosa per il futuro sulle mani. Tra l'altro è entrato, ha fatto anche una sorta di sottopunta, quindi te puoi anche giocare e lo puoi fare se hai bisogno di una punta, metti Esposito centravanti che sarebbe pure il suo ruolo, quindi tu tre ce li hai, c'è Chirixoi, c'è Borrelli, c'è Esposito, quindi sei anche messo abbastanza bene come scelte.
Gianlo, in chiusura, Cagliari-Verona, terza partita di sabato di fila per i rossoblù di Pisacane. Ieri il Verona, insomma, molto male secondo me contro Sì. l'Udinese, contro un Udinese che non è che abbia fatto chissà quale partita, però nei momenti decisivi si è vista nettamente la differenza di passo. Che partita sarà secondo te? Sul Verona, secondo me fanno fede le parole di Zanetti nel post partita, non so se le avete lette, ma Sì, praticamente non dico che ha alzato bandiera bianca, però ha ma ragione, cioè, quasi. se tu vendi Giovane e prendi tanti soldi e non prendi nessuno, per me l'obiettivo del Verona oggi è abbastanza chiaro. O provare nel miracolo fino a un certo punto, se no hai la società nuova, scendi, ti prendi il paracadute e poi provi un attimino a riorganizzarti per capire la situazione. Quindi tu adesso, con grande rispetto per i tifosi veronesi che mi accolgono sempre bene anche lì, però tu Cagliari devi un po' andare a mettere il dito nella piaga, devi andare a insistere sulla ferita aperta, quindi devi proprio mettere le cose in chiaro sin da subito e mi aspetto Cagliari davvero, cioè che voglia anche ritornare a essere quel Cagliari propositivo che per forza di cose, giustissimo, non ha potuto essere contro Juventus e Fiorentina, cioè che possa ritrovare anche quell'armonia, quel passo, però rimanendo umile là dietro, cioè sapendo soffrire, perché sennò poi davvero rifare la brutta figura di Genova è un attimo. Sì. Esatto, infatti. Assolutamente, assolutamente. Gianlu, grazie come sempre per essere stato con noi, buon lavoro, ci Ciao sentiamo ragazzi, alla presto, speriamo di prossima, un vederci Ciao anche abbraccio a Gianlu, presto. tutti, Un abbraccio, buon ciao. assolutamente, un lavoro. abbraccio, Ciao ciao Gianlu, ciao. ciao. Insomma, tra l'altro, ecco, vediamo se sabato finalmente, perché è sempre una speranza, ci sarà il primo gol del Cagliari nei primi 15 minuti, perché sono passate 22 giornate e non è ancora arrivato. Sì, La partita contro il Verona, insomma, la devi mordere da subito, subito. sì, ma io ripeto, io non so quanti di voi abbiano visto la partita ieri, appunto io devo essere sincero, ringrazio anche la mia compagna per la pazienza, perché l'ho costretta Ringraziamo. a vedere, a Come ti vedere una capisco. partita, no, dico, a vedere una partita veramente, ragazzi, insomma, complessa, diciamo così, da vedere, di quelle che ti portano a distrarti molto facilmente, perché così è, di fatto. Però, ripeto, ecco, se il Verona dovesse essere quello visto ieri, se il Cagliari dovesse essere quello visto nelle ultime 2 partite, cioè, non c'è veramente partita, non c'è veramente storia, nel senso che effettivamente Verona senza Giovane perde forse il Tantissimo. 50% del suo potenziale, che è tutto oramai rimasto nei piedi di Gift Orban, che ieri ha fatto una partita da fenomeno, Davvero, però mi ha non può dato giocare da tanto. solo. Non può giocare da solo, cioè, Predica nel deserto. sì, cioè io mi aspetto, guarda, ve lo dico, mi aspetto Orban l'anno prossimo in una grande squadra, da riserva ovviamente, cioè da attaccante di scorta, per un giocatore che effettivamente ha dei colpi veramente, veramente importanti. Però, come hai detto giustamente tu, predica veramente nel deserto. Ci E sta. questo è un limite non da poco appunto, per una squadra come il Verona, che ha patito tanto la velocità e la fisicità dell'Udinese, ma soprattutto da quando c'è Zanetti, che prova ogni tanto, no? Cioè, nella sua idea di gioco c'è quella di costruire, di provare a giocare, perché comunque anche alcuni giocatori, per esempio penso ai centrocampisti, no? Un Gagliardini tirato a lucido, un Bernede che insomma, è un bel giocatorino, intendiamoci. Sì, sì, Non assolutamente. continui come forse vorrebbero a Verona, però alcuni sono effettivamente giocatori interessanti. Il problema è che una qualità media della rosa un po' bassa, e soprattutto mi sembra che sia una squadra scollegata con la testa, cioè a livello Ecco, mentale. soprattutto questo. Una squadra fragilissima, non fragile, fragilissima a livello mentale, e quindi se tu riesci a
metterla in difficoltà e a mettere sale nella ferita, il che vorrebbe dire magari, come hai detto tu prima, segnare subito nel primo quarto d'ora, secondo me è una partita che, insomma, potrebbe essere molto più semplice di quello che poi in realtà stiamo dicendo da giorni. Ma conosciamo il Cagliari, soprattutto infatti la paura è il trappolone, ecco, quindi Esatto. sarà la vera prova di maturità. È quello il Perché discorso, è tutto lì il comunque discorso. Juve e Fiorentina, ok, do il massimo, sono squadre comunque importanti, nonostante la classifica della Fiorentina, comunque vincere la Firenze è sempre prestigioso. Quello che e quindi c'è il trappolone a parte del Cagliari, ma io ieri ho visto le parole post gara di Zanetti, io non l'avevo mai visto così affranto. Cioè io non mi stupirei che ci fosse anche il cambio di allenatore in settimana, perché lui ha detto io non mollo finché mi fanno lottare, però ha fatto capire però così è dura, tanto dura. Nota di servizio prima di scrivici o scrivami su Instagram o su 131, così ti mando il link e ti faccio mettere all'interno del canale Telegram, che non è solo fantacalcio ma è tutto. Topi Cagliari, Topi Torres, chiacchiere, insomma un po' di tutto, quindi venite, abbonatevi e inseriamo all'interno del canale Telegram. Bene. Vada lei. Ci siamo? Sì, ci siamo. È martedì. Ci siamo. Certo. E come ogni martedì è il suo momento. Buongiorno Alessandro Spericati. Come vedete oggi molto coperto. Oggi versione Oggi pontefice. Maglione da giochista, più casto, per il molto nostro più Diablo. Casto Esatto. è puro. Però è rimasto lo sfondo bianco per ricordare quel momento meraviglioso di te in bikini, insomma, quindi sì, quello resta. Sono in ufficio, ho rischiato di arrivare in ritardo oggi, perché praticamente chi sta facendo la 131 con certa regolarità ormai ha capito che c'è l'imbuto prima di Monastir tornando giù, che però io non mi aspettavo, perché di solito vengo in treno. Ecco, invece stavolta sono venuto in auto. Questa volta sono venuto in auto e mi sono imbottigliato, esattamente. Quanto sei rimasto nei lavori di Villa Greca? Circa un quarto d'ora. Ah, dai, ti è andata anche bene. Mi è andata benissimo. Ti è andata anche bene. Mi è andata benissimo, effettivamente. Come state, ragazzi? Cioè, vivete anche voi questa sensazione di ubriachezza praticamente costante in attesa di questo Cagliari-Verona? Oppure voi da bravi professionisti avete subito abbassato le temperature e vi siete già ripresi? Hai già capito tutto, Poi grazie a Dio Luca Di Leonardo, insomma, ci ha fatto fare bella figura a Firenze con i colleghi fiorentini, perché questo lo possiamo raccontare, Luca, non l'abbiamo ancora detto, spoileriamo. Luca Di Leonardo ha rimesso al suo posto un collega fiorentino in sala stampa. Così, giusto perché aiuta sempre, no? Aiuta sempre. Diamo a Luca quel che è di Luca. Attenzione, perché rimettere a posto un fiorentino, oltre a essere un'azione coraggiosissima, è anche pericolosissima, perché non sai mai fin dove può arrivare il torpiloquio. In casa loro. Esatto. È stata praticamente sei il pisacane del giornalismo. Esatto, è lui. Infatti, che sono debuttante, esatto. Però questo mi dà un gancio bellissimo, ragazzi. Vai. Che cosa sta facendo questo Cagliari? Che cosa sta facendo questo Cagliari? Ci sta facendo tirare fuori la garra proprio a livello identitario. Cioè diventiamo tutti il Cagliari di Pisacane. Adesso ve la sparo, anche oggi ve la sparo grossa. Vai. Al di là del fatto che davvero sto faticando moltissimo a capire chi ci chiedeva concretezza malgrado il bel gioco e chi ci chiede il bel gioco malgrado la concretezza, ormai si sta capendo che non abbiamo più davvero, cioè io credo che il nostro palato, il palato dei
di chi segue il calcio, diciamo del tifoso medio, sia un pochino viziato dai troppi PSG, Real Madrid, Inter, Barcellona, Borussia Dortmund, Chelsea. Pensando erroneamente che quello sia il calcio. Il calcio è un parente stretto, è non un cugino, ma un fratello di sangue del rugby. Hanno le stesse identiche radici. Poi un giorno, alla fine dell'Ottocento, un ragazzo nel college di rugby decise di prendere la palla con le mani, visto che non c'era questo regolamento così rigido, correre verso la porta e entrare in porta con le mani, inventando di fatto il rugby. Ma si stava giocando a football. Cosa dovrebbe aver conservato il calcio nella sua parentela col rugby? Questa capacità di essere una cosa sola, che si è persa dove? Nella esaltazione degli singoli giocatori e delle capacità tecniche individuali, che sta facendo perdere moltissimo dello spirito del calcio. Il calcio è essenzialmente un saper stare uniti, come tutti gli sport di squadra, ma ci stiamo dimenticando questo. Il Cagliari di Pisacane sta facendo sotto Bosco un piccolo miracolo. Sta sovvertendo ai luoghi comuni che vogliono, anzi al grande luogo comune sui sardi, che ci vogliono pocos locos y mal unidos. Mentre il Cagliari di Pisacane dimostra che siamo in tanti, lucidissimi e unitissimi. Questo lavoro che sta facendo la società dalla testa fino all'ultimo dei magazzinieri sta avendo dei frutti straordinari che portano Luca Di Leonardo ad alzare la voce dentro una sala stampa a Firenze e dire: oh, calmatevi tutti. Esatto. È importantissimo questo, perché in fondo quello che noi abbiamo sempre chiesto al Cagliari, quello che secondo me i tifosi più, non voglio usare la parola intelligenti perché non è giusto, ma più emotivamente intelligenti, cioè quelli che sanno gestire meglio l'emotività, hanno sempre chiesto a questa società, cioè di diventare una società che rappresentasse Cagliari e la Sardegna attraverso certi valori. Lo spettacolo, io non riesco a capire chi non trova il Cagliari di Pisacane incredibilmente spettacolare. Perché il Cagliari di Pisacane è bellissimo nei suoi cambi di ritmo, nella sua capacità di ripartire, dove si sta dimostrando sempre più efficace e sempre più pericoloso, nella sua capacità di tenere, nella sua capacità di rimanere con la bava alla bocca attaccata al risultato. Ma che cosa volete? Se volete lo spettacolo da Champions League, guardatevi le partite del Paris Saint-Germain, guardatevi l'Arsenal. Se volete davvero godere, guardate il Cagliari, che è una squadra strepitosa. Poi bisogna anche saper godere del momento. Noi sappiamo che il calcio è molto complicato, è molto difficile. Magari sabato potremo incontrare delle difficoltà proprio per un abbassamento della tensione. Questa è una grande prova per il Cagliari di Pisacane. Siamo in grado di affrontare il Verona come abbiamo affrontato le altre squadre, cioè le squadre da top classifica, pensando e stando sul pezzo non sul valore dell'avversario, ma sul nostro valore, che ormai mi sembra chiaro c'è e confermato, tenendo conto del fatto che abbiamo 5 fuori che giocherebbero ovunque. Infatti. Il mio è un appello sempre ai tifosi: godiamoci questo momento, perché quando arriverà il bel gioco e non arriveranno i gol e non arriveranno i risultati, ci incazzeremo del contrario. È già successo. Godiamoci questo grande momento. Rischiamo, non succede, ma se succede, di fare 9 punti in 3 partite
di cui 2 scontri diretti, di cui uno contro la Juve, che è sempre la partita che se la vinci praticamente ti mette una puntina, una bandierina nella stagione. O un diavolo in bikini. O un diavolo in bikini. Vale uguale. No. È un diavolo in bikini. Ho ricevuto un messaggio dalle altissime sfere del Cagliari Calcio che mi hanno scritto: hai fatto la storia di 131. Non solo, secondo me la televisione sarda, cioè è uno dei 3 momenti più alti in assoluto. Ho sacrificato, diciamo, parte della... tra l'altro ci tengo a fare questa piccola precisazione, perché io non penso di aver sacrificato parte della mia dignità perché mi sono messo in... Assolutamente. L'ho fatto al limite perché il bikini non è esattamente il contesto giusto per presentarsi in una trasmissione seria come la vostra. Cioè, esatto. Solo quello, no, ma poi era anche il chiaro, colore. Ognuno si può vestire come vuole, ognuno può fare quello che vuole, però secondo me, che sono comunque un uomo del Novecento, quindi con una mentalità un po' novecentesca, secondo me non è d'uopo presentarsi in una trasmissione di professionisti con un bikini, né per un uomo né per una donna né per chiunque si riconosca in qualsiasi genere. Quindi lo dico per chiarezza e ci tengo a sottolinearlo, perché magari non si pensi che stiamo facendo, insomma, che si è fatto qualcosa per irridere il mondo LGBT, ma ci mancherebbe. Assolutamente viene rispettato da tutti, anche perché in realtà poi è la nostra vita e quindi non possiamo che rispettare tutti quanti. Detto questo, io non so se voi come voi state aspettando questo sabato. Io per ora mi concentro sul fatto che sono contento dell'arrivo di questo nuovo ragazzo uruguagio. Sono contento perché non abbiamo ragione di credere in questo preciso momento che il Cagliari sbaglia acquisti. Cioè non mi sembra un periodo in cui il Cagliari sbaglia i giovani. Poi quindi grande fiducia per il lavoro di scouting e per il lavoro del direttore sportivo. Quindi sono contento che arrivi un altro uruguaiano, molto contento di questo. Quindi mi sto concentrando sul fatto che sto studiando un po' le eventuali ultime mosse di mercato, molto scettico che ne arrivino altre in verità. Molto scettico, perché secondo me in maniera ancora una volta intelligente il Cagliari e Pisacane e il direttore sportivo e tutta la dirigenza hanno secondo me valutato che spostare equilibri dentro questo spogliatoio non è il caso. Non so se siete d'accordo. E forse non è un caso che chi è arrivato, fondamentalmente quelli pronti a entrare, sono già preparati all'ambiente. Secondo me anche quella non è una scelta casuale, è molto strategico il fatto che sia arrivato Sulemana, che sia arrivato Dossena, perché comunque far arrivare dentro una situazione così consolidata e devo dire anche sapientemente ripresa nel momento più delicato, innestare giocatori che non conosci, che arrivano da altre situazioni, che magari possono pretendere cose che in questo momento Pisacane non può dare, che magari possono creare, spostare l'ago della bilancia di quello che sembra invece una situazione incredibilmente equilibrata, incredibilmente solida, era un rischio che forse non potevamo correre in questo momento. E allora la domanda diventa spontanea: tutte queste mosse fighe dove possono portarci a maggio? Questa è la vera domanda. Dove bisogna sempre restare coi famosi piedi per terra. E ricordare che questo è il primo anno di un processo lungo. Ma guarda, io mi auguro davvero che al di là dei palestra che se ne devono andare, eccetera, eccetera, il quale io mi auguro intanto che all'ingresso del centro sportivo di Bergamo
si faccia una statua di Pisacane. Perché Grazie. L'ho scritto, grazie. Se l'Atalanta incasserà 30, 35, 40 milioni, come sembra stiano diventando le quotazioni di questo ragazzo, dalla cessione di Palestra, non dico che ci dovrebbero dare qualcosa, cioè non dico che, perché bisogna fare, perché ricordiamoci che bisogna fare sempre i signori, perché insomma, certo, trovi un cellino, alza il dito. Ma anche Luca Di Leonardo ha già mandato la PEC, Luca Di Leonardo, esatto. Preventiva, è la PEC preventiva. Esatto. Ricordatevi Quindi, degli amici. Esatto. Non è a fare gli ignorri. Quindi, per dire, al di là dei Palestra che se ne devono andare, eccetera, eccetera, mi auguro che questa squadra non verrà smantellata, mi auguro nella voglia di Belotti, Felici, lo stesso Folorunscio, di riprendere l'anno prossimo quello che hanno lasciato per strada quest'anno, con la voglia di confermarsi. Sarebbe bellissimo se l'anno prossimo avessimo la fortuna di avere la rosa quasi sempre al completo, perché davvero a questo punto perché anche oggi c'è da chiederci dove saremo se avessimo quei 4-5 giocatori in più che abbiamo dentro la rosa ma che non possiamo utilizzare. Detto questo, io credo, adesso non è davvero una mia supposizione assolutamente pura, ma io, se devo entrare dentro la testa di un Pisacane in questo momento, dentro il suo cuore, penso che lui voglia tentare un grande colpo, cioè quello di riportare il Cagliari nella colonna sinistra. Io penso che lui lo voglia fare. Credo che questo sia il vero obiettivo, l'obiettivo non dichiarato, l'obiettivo occulto di questo Cagliari. E lo può fare. Lo può fare anche per quel po' di fortuna che vuole dei campionati non felici di squadre che dovrebbero essere dall'altra parte. Il Torino è uno di questi, il Bologna è in crisi, la Lazio non sta facendo un campionato, la Fiorentina non ne parliamo, però diciamo che quest'anno ci sono tutti i presupposti per battere un piccolo record che, se dovesse essere battuto da un allenatore esordiente, sarebbe una scommessa non vinta, ma mi immagino il presidente Giulini ridere da maggio a settembre ininterrottamente. Esatto, e non solo per quelle 2 bistecche di carne che abbiamo visto, insomma, l'altro giorno, la foto esatto, che stava girando, no? Queste 2 gigantesche fiorentine, una per gol, esatto. Penso che ci fosse anche un riferimento voluto, esatto, a quello. Credo altro che la tinca di Luca Di Leonardo, e qui chiudo, non vado oltre. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi della Media House, social media del Cagliari, perché ci stanno regalando delle bellissime perle, tra l'altro. Anche loro ci stanno regalando delle bellissime perle, a dimostrazione del fatto che c'è un'apertura molto bella anche in quel settore della società. Godiamocelo questo momento, ragazzi, lo dico ai tifosi, lo dico a chi ci sta seguendo. Non abbiamo paura di essere felici, perché sembra che ci sia la paura di lasciarsi andare alla felicità. È un bel momento, probabilmente passerà, godiamocelo. Esatto, ci sta assolutamente. Ti volevo fare una domanda, Ale, sul discorso relativo alla partita di sabato, perché è vero, c'è tanto entusiasmo. Sabato quale? Questo sabato. Terzo sabato di fila. C'è la partita di sabato. Sì, ma io mi porto il futuro. È vero. Con la FIGC vabbè, non so, lasciamo perdere. Esatto. Terzo sabato sera. Però ecco, il Verona, visto ieri, insomma, fa anche stare tranquilli. Però possibile che il problema di Cagliari-Verona sia il Cagliari? No, il problema di Cagliari-Verona, al di là del fatto che dobbiamo capire se Zanetti sarà ancora sulla panchina, eccetera,
Il vero problema cioè non c'è un problema a Verona o un problema a Cagliari, c'è un'incognita. In questo momento noi abbiamo giocato con squadre che vogliono tenere la palla e hanno fatto il gioco del Cagliari. Ma se io mi mettessi in Zanetti, se dovesse essere lui l'allenatore o chiunque lo sostituirà eventualmente, pur essendo Zanetti un allenatore propositivo, non certo uno che aspetta, io proverei a fare il Cagliari della situazione. Cioè, dico, questa è una squadra che ti lascia la palla e ti colpisce non appena può. Io da allenatore avversario mi dico, ok, provo a lasciare la palla a loro e vediamo cosa fanno. Questo è il pericolo, questa è l'incognita. Cosa farà il Cagliari quando si troverà di fronte a un altro Cagliari? Come si comporterà? Sarà altrettanto efficace? Non lo sappiamo. È interessante perché comunque noi anche in queste condizioni di ridotta possibilità della rosa abbiamo un centrocampo in grado di palleggiare bene, di tenere palla. Ovviamente la scoperta di Gaetano lì dietro mette in pace tutti, ci fa capire anche che non tutti i mali vengono per nuocere, perché a volte fare di necessità virtù ti fa scoprire possibilità che prima non avevi mai preso in considerazione. Possiamo palleggiare, possiamo tenere palla alta o comunque possiamo utilizzare Semi per tenere la palla lì in alto e non perderla, perché Semi è molto interessante la sua duttilità, perché abbiamo capito che lui può giocare sia verso la porta che anche un po' spalle alla porta. Ha il fisico per proteggere la palla, è vero, non è alto come Borrelli, non è un Marcantonio, ma ha la stazza, diciamo, la potenza fisica per poter tenere la palla, e poi in più di Borrelli ha delle capacità tecniche che gli permettono di saltare l'uomo, che gli permettono di prendere il fallo. Anche Borrelli prende un sacco di falli, a dire la verità, in altre dinamiche. Quindi forse possiamo anche giocare, nel senso, quindi forse possiamo fare anche quelli che tengono la palla, però voglio capire poi con quale efficacia realizzativa, perché una cosa è organizzare una buona ripartenza e trovarsi magari 3 contro 2, 3 contro 3 e vincere quello scontro, un'altra è riuscire ad andare al tiro, un'altra cosa è avere davanti una difesa ben organizzata, un'area o un centrocampo molto più denso, e cercare di capire come si può arrivare al tiro in maniera efficace con 6 difensori in area, per esempio. Quindi insomma è da capire questo aspetto, però è anche il bello di seguire il calcio, è proprio non sapere cosa aspettarsi dalla partita successiva. In questo momento sono tutti esami. Una cosa è certa: se ci troveremo a svegliarci domenica mattina con 28 punti in 23 partite, se non mi sbaglio, esatto. Cavolo, allora te la giochi veramente in maniera diversa. Tutto diciamo il resto se vinci col Verona non puoi parlare di salvezza già presa, perché ovviamente è ancora presto, no. Però è anche vero che ti devi impegnare molto per non salvarti. Devi crollare. Cioè, soprattutto visto il ruolino di marcia delle ultime 3. Sì, io credo che il commento di Alberto sia molto giusto. Vedremo sia il Cagliari propositivo sia quello attendista, per 2 motivi. Proprio per cercare di sfruttare i limiti del Verona, che è una squadra che subisce tanto, e quindi lì mi aspetto il Cagliari propositivo, il Cagliari che magari aggredisce la partita fin dai primi minuti, come diceva Luca, magari finalmente riesce a togliere quel fastidioso 0 dai gol segnati nel primo quarto d'ora di partita, e poi aspetta, perché l'unico errore che non devi commettere, secondo me, contro il Verona è lasciare spazio a ripartenze di Orban, di questi giocatori rapidi che ha il Verona, perché se no poi lì
Cioè, ripeto, l'errore sarebbe quello di pensare che hai già vinto, che sei decisamente più forte del Verona in ogni reparto, ed è lì che perdi, ed è lì che poi ti fai del male, perché appunto sottovaluti l'avversario e sopravvaluti forse anche te stesso. Io credo che invece nel processo di crescita di questa squadra, di questo club, sia fondamentale riuscire a leggere bene le partite. Juventus e Fiorentina ti dimostrano che la lettura è stata quella giusta. Forse non sarà piaciuta a tutti gli esteti del calcio, ma chi se ne frega. Credo che però col Verona sia la parità col Verona sia quella giusta per provare a fare entrambe le cose. Perché questo caso deve essere cinico e anche bello. E secondo me lo può fare col Verona. Adesso altra domanda che non so se avete già affrontato in tutte praticamente le centinaia di ore che passate ogni settimana online, quindi non posso seguire, non riesco a seguire tutto. Tra l'altro, belli, ragazzi, io un applauso a voi per il lavoro che state facendo questo. Grazie, comunque, Diablo. Grazie. Ragazzi, è anche merito tuo, cioè fai parte della squadra, quindi io sono soltanto un soprammobile un soprammobile di cristallo a cercare di rendere così carino il Comò, ma lo Swarovski è uno Swarovski, grazie. Però la verità è che state facendo un grande lavoro e credo che sempre non sia un caso. Io ho una visione molto olistica degli ambienti in generale e credo che la vostra presenza sia una presenza positiva in generale anche per il Cagliari, anche per lo sport sardo in generale. La domanda è: andremo alla terza conferma consecutiva dei giocatori impiegati? Questa è la domanda. Io vi dico Why questo. not? Io ho la speranza di vedere Idriss dal primo minuto. Questo è la mia il mio unico dubbio, nel senso che, ma puoi vedere che la sfida col Verona, visto che comunque devi iniziare in una certa maniera, allora ti serve anche la spinta a sinistra e dare come una gioca a maglia Roma titolare a Idriss? Idriss Gioca titolare a Roma. Perché Pisacane ce li ha questi colpi, no? Cioè, di mettere i ragazzi, e magari anche Juan Rodriguez a Roma, cioè ce l'ha secondo me questa... Sì. Mette un primavera colpi, contro l'Inter, capito? Sì, cioè ce l'ha questa cosa, cioè gli piace. È un però test, se ci pensate, anche quello è uno stress test. Quasi sempre... sì, assolutamente, uno stress test ottimo. Quindi... sì, effettivamente con Idrissi a sinistra non stravolgeresti tanto la formazione, ma daresti una spinta da un lato in cui in verità noi spingiamo meno, perché dall'altra parte abbiamo un palestra. C'è un treno. Esatto, dall'altra parte c'è Italo, c'è il Frecciarossa, mentre... è un bel soprannome Italo per palestra, ve lo dico. È il nostro Italo. E dall'altra parte invece è Freccia Sarda, quindi, sì, la freccia di Sadali. Noi tra l'altro l'avevamo chiamato la freccia di Sadali in tempi non sospetti. Quindi, Esatto. Sì, anche a me piacerebbe vedere la stessa formazione. Io sono anche curioso, a un certo punto, vediamo se sarà spazio, di vedere i Cagliari con la difesa con due centrali, una difesa a 4. Io sono un amante poi fondamentalmente del 4-3-3 o del 4-3-1-2. Mi piace il rombo a centrocampo, sono un amante di quel modulo e siccome Pisacane è anche capace di cambiare le partite, di cambiare l'assetto tattico in corso, eccetera, eccetera, a me l'idea dei due grandi pilastri, Mina Luperto in centro, con due terzini, insomma non mi dispiace, però se è vero che squadra che cambia, che squadra che vince non si cambia, cerchiamo di rimanere sull'assetto che secondo me la squadra ha trovato, l'identità che la squadra ha trovato, cercando di capire se appunto anche là dove è giocabile il Cagliari è in grado di essere efficace e anche cinico. È vero che segniamo poco nel primo quarto d'ora,
Zero. Però, Un poco. Zero. Sì, che segniamo 0. Però è anche vero, per esempio, che contro la Fiorentina abbiamo dimostrato che il vero gioco del Cagliari, la vera essenza del Cagliari, vuole il Cagliari andare in vantaggio. Siamo spesso andati in svantaggio, siamo sempre partiti da situazioni di svantaggio, spesso siamo riusciti a recuperare molte partite, però secondo me il massimo di questa speculazione di gioco di questo mister è proprio l'idea di riuscire ad andare in vantaggio per continuare a lavorare in questo senso. È un gioco, attenzione, molto dispendioso e il campionato è ancora lungo. E per questo avere la rosa lunga è un'ottima cosa. Direi. Esattamente. È un'ottima cosa. Sì, tra l'altro poi su questo mi dai anche l'assist, Diavolo, perché nelle partite peggiori del Cagliari spesso si leggeva tra i commenti, sono spompati, non ce la fanno più, ma chi ha curato la preparazione atletica, tutte queste cose qua. Sempre cercando anche dei motivi un po' per andare contro allenatore e lo staff. E invece mi ha fatto sorridere il fatto che, per esempio, contro la Juventus si è fatta una partita non dispendiosa, di più a livello fisico, a livello mentale, con 2 soli cambi, e l'hai portata a casa, nonostante a un certo punto la Juve avesse 6 attaccanti, fondamentalmente. E idem anche con la Fiorentina, anche l'utilizzo dei cambi, sì, saranno stati difensivi, quello che volete, però poi alla fine sono riusciti nell'intento, no, di compattare ulteriormente la squadra, o meglio, neanche tanto di compattare ulteriormente, di tenerla compatta. Perché poi quello era, perché spesso, no, l'allenatore tende a non cambiare le cose, a meno che non ci sia proprio la necessità estrema, proprio per non togliere sia il livello di concentrazione che il livello di compattezza, di unità della squadra in quel momento, specie quando stai facendo una partita difensiva, comunque in cui stai difendendo il vantaggio. E anche invece a Firenze questo non si è visto, cioè nel senso non si è visto un cambio, un peggioramento, ecco, su quel fronte. No. Tra l'altro, se andiamo a vedere la primavera di Pisacane, ci rendiamo conto che è probabile, abbiamo ragione di credere, che lui vada a cercare il prime stagionale in questo periodo. Sì. Quindi che la preparazione atletica e in generale il lavoro sul corpo dei calciatori venga fatto in funzione da avere il massimo rendimento nel girone di ritorno, perché poi è successo così anche l'anno scorso con la primavera, quindi magari è una sua filosofia, magari è una domanda interessante da conferenza stampa, perché sarei curioso di sapere effettivamente se questo è il modo di affrontare il campionato. Sappiamo che i campionati sono infiniti. Gennaio è stato un mese assurdo, con una marea di partite. Immaginiamoci adesso che arrivano anche le squadre che avranno le coppe, eccetera, eccetera. Oggi preparare una squadra di calcio senza più pause, perché non hai più pause, sono 2 pause della nazionale, forse 3 in tutto quest'anno che ci saranno i playoff, ma non hai più pause. Giochi giorno di Natale, a Santo Stefano, a Capodanno, alla Befana. Un tempo ci si fermava un attimino e c'era il richiamo della preparazione atletica. Un tempo, no? Si faceva il richiamo della preparazione atletica perché c'era una mini sosta. Questa cosa non si fa più, e quindi le rose sono più lunghe e il campionato te lo devi programmare. Molto bene, con grande attenzione. Quindi non escludo che anche per Pisacane sia così. Vuole arrivare a gennaio, febbraio e marzo ad avere la squadra al massimo, blindare l'obiettivo e poi giocarsela con un cuore molto più leggero e anche con le gambe più leggere. Sì, infatti l'anno scorso hai ricordato Diablo, perché la forza del Cagliari di Pisacane da gennaio in avanti era proprio quella, cioè io
tra virgolette, mi difendo, no? Comunque tengo il blocco basso fino all'ora di gioco fondamentalmente, e vediamo come va. Molto spesso andava anche già in vantaggio, nell'ultima mezz'ora non rischiava praticamente mai nulla, anche perché nelle partite in equilibrio metteva Vinciguerra o gol o assi, insomma qualcosa se la inventava, che fosse in casa, che fosse in trasferta. Nell'ultima mezz'ora il Cagliari ha vinto tante partite che sembravano forse anche all'inizio sulla carta impossibili o impraticabili. Pensiamo alla stessa finale di Coppa Italia col Milan, il Milan che preme, il Milan che va in avanti, Cagliari primo tiro, gol. Milan cazzato nero, torna testa bassa a cercare il pareggio, contropiede 2-0, e così fino al 3-0 definitivo di 3P. Quindi insomma, e questo è un po' il marchio di fabbrica. Quello che dicevamo ieri, la cosa curiosa è che noi pensavamo forse inizio stagione che sarebbe partito da questo il Cagliari di Pisacane, invece ci ha messo più di un girone per arrivare a quella solidità, a quella compattezza e anche forse a quell'accettazione da parte del gruppo di determinate dinamiche che ora, in queste ultime 2 settimane, sicuramente hanno portato frutto e non in modo banale. Ale, grazie. Tra l'altro, come scusate, sempre. adesso mi è venuto il flash, Vai. visto che avete nominato Alessandro Vinciguerra, gli facciamo gli auguri perché diventerà padre. Diventerà padre anche lui, sì, esatto. Beh, Auguri Ieri è stata la ad Alessandro e notizia. alla compagna. conferma. Martina. Conferma questa Conferma? conferenza di calciatori di fare figli da giovanissimi. Incredibile. Beati loro, perché poi alla Beati. fine, quando Ti ricordi di più? quando hai 40 anni e tuo figlio ne ha già 20, è molto bello. Io sono figlio di genitori molto giovani. Io e mia madre ormai siamo praticamente coetanei perché abbiamo 17 anni, abbiamo 17 anni di differenza, quindi sono pochissimi, e ogni tanto penso a quando lei aveva 40 anni, che io ne avevo 23 e non vivevo già più a casa da un paio d'anni. Pensa come si è potuta godere la... Già lo credo, Ci credo. Ale, grazie, davvero, Grazie ci vediamo settimana mille, Ale. prossima. Grazie a voi. Un abbraccio, Un abbraccio a ciao. voi. Ciao Ale, ciao. E voilà, Eccoci qua. molto molto bene. Devi Allora, dire qualcosa? Sì, devi cioè- raccontare l'episodio della conferenza stampa perché te lo chiedevano. No, molto semplice, nel senso che era finita la conferenza stampa, al di là della domanda, ok, fatta a Bresciani, che insomma lasciamo perdere, non bisogna dare ulteriore pubblicità. Comunque è finita la conferenza, stavamo chiudendo insomma gli articoli e dal nulla, comunque il Cagliari è la peggior squadra della Serie A. E lì è uscito, nel senso che, scusami, Cosa è secondo me uscito? le partite di calcio non le vedi, non la vedi la Serie A, perché dire che questo Cagliari è il peggiore della Serie A vuol dire che non sai come giocano altre squadre, e gli ho detto un po' di nomi, e infatti un collega di Firenze che conosciamo mi ha detto, ha ragione Luca, non è così. Però lì mi è venuto normale, ok prima, perché comunque era diretta, certe domande, vabbè, è il tutto incluso, metti quello che vuoi, però poi a fine, insomma, microfoni spenti, tiri fuori questa frase, io lì non sono riuscito a star zitto. Scusate, ma... Così. No, vabbè, ma ci sta. Scusa. Ci sta assolutamente. Ok, tutto, però anche sta. meno. Quelli che mi sa posto i Fiorentini. Che poi è Aspetta. una città che amo. Aspetta. Me ne vado, ciao. Sigla. Ora è più Sigla. preciso, aspetta. Ora è più preciso. A casa loro. No, ma tra l'altro adesso, al di là di questa cosa, io comunque sono stato benissimo perché ho degli amici da tanto tempo che mi hanno accolto. Il soprannome era Lo Straniero, ok? Però sono stati, vedi, proprio loro mi hanno mandato messaggi facendo i complimenti. Quindi a volte, ovviamente non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, però da chi dovrebbe dimostrare probabilmente professionalità non viene dimostrata, e da chi invece viene etichettato come facinoroso e invece non è proprio così. Facinoroso. Vabbè, mettiamola così. Facinoroso, Ok? sei tu il facinoroso, non ti mandiamo più, guarda. Dopo Grazie. questo gli possiamo perdonare la Grazie. tinca, dice Christian, forse, non lo so, vediamo.
è ancora un po' lungo il processo perché la ferita è stata abbastanza profonda, abbastanza profonda. Va bene, ragazzuoli, grazie ovviamente come sempre per essere stati così tanti con noi. Tra l'altro dimenticavo, scusami, perché poi mi dimentico, stasera alle 18 farò una live per chi vuole sul discorso relativo al fantacalcio. Andrò ad analizzare un po' i nuovi arrivi, analizzerò le rose, insomma come giostrarsi al mercato di riparazione. Quindi per chi comunque avesse piacere, chiaramente sarà canale YouTube 131, canale YouTube Tutto Fantacalcio e canale Twitch Tutto Fantacalcio. Facciamo un recap di questo mercato, visto che non ho ancora avuto modo di, al di là del sito ovviamente dove ci sono tutte le schede, quindi andatevelo a vedere, per dare un po' un refresh di quello che è la nuova Serie A. Ci sono già dei giocatori interessanti, qualche trappolone, e quindi se avete piacere stasera dalle 18 ci facciamo una bella chiacchierata sul fantacalcio. Molto molto bene, molto molto bene, va bene. Ci vediamo domani a questo punto. Sì, ore 10, buongiorno 131. Restate sui nostri canali, mettete like, commentate, fateci crescere ulteriormente a livello di social e quant'altro, perché insomma il vostro contributo è fondamentale. Quello che ha detto Diablo non può che farci piacere e onore, sicuramente, ma è soprattutto grazie a voi quello che riusciamo a fare, quindi grazie e continuate a farci crescere, perché così poi magari il nostro lavoro e il nostro servizio sarà sempre più preciso, puntuale e anche tecnologicamente avanzato ulteriormente. Quindi grazie davvero a tutti. Lucone, si grazie a te, Fra. Ci vediamo domani. Grazie, manda ragazzi. pure la sigla. Buona giornata a tutti e buon lavoro. Ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato.
Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.